Amici di Generazione No Stop, benvenuti. Siamo a Progetti per l'estate. Progetti per l'estate perché appunto vedremo come andrà quest'estate. Generazione No Stop, Omar Bolognesi. Siamo con Pietro Infantino, allenatore oggi, quindi una volta calciatore. Ciao Pietro. Ciao, ciao Omar, ciao a tutti. C'è chi ti chiama Pietro, c'è chi ti chiama Piero. Quale preferisci? Pietro per il calcio, Piero per i genitori, per i parenti, perché era il più Ok. piccolo della famiglia e Piero era più dolce di Pietro. Ok. Allora, ti chiameremo Piero allora. Eh, Ti ricordi le squadre che hai allenato? Parlo con Piero, quindi Pietro il calciatore. A che età hai iniziato? Io mi ricordo tutto benissimo perché sono momenti importanti che rimangono nella mente. Ho iniziato giovanissimo, ho iniziato a 15 anni, sono andato via e ho iniziato a Canicattì. Ho avuto la fortuna di uscire dal paese in un momento critico, nel senso che era gli anni 80, con la caparbietà, con la serietà, con la voglia di emergere, con la fame che c'era, sono riuscito a ritagliarmi un pezzo importante in questo calcio siciliano e nazionale. Quindi questa è la prima squadra. Ma come si comincia? O meglio, ai tempi, come si cominciava? Come ci si avvicinava al calcio? Quindi c'è la passione innanzitutto di giocare in mezzo alla strada, ma poi il primo passo qual è stato? Ma è stato casuale perché io giocavo a pallavolo fino a 16 anni, 15 anni e poi c'è stata una squadra, le Aquile di Cammarata e San Giovanni Gemini, in quel periodo avevano fatto una fusione. Le ultime 5 partite c'è stata una rissa e sono stati tutti squalificati, allora sapevano che io ero anche discreto nel gioco del calcio e mi hanno chiamato e la mattina giocavo a pallavolo e il pomeriggio andavo a giocare a calcio. Mi ha visto Basilio Foti che faceva la rappresentativa regionale di promozione e mi ha voluto portare a Canicattì e da lì ho avuto la fortuna giovanissimo di giocare nei professionisti con Busetta e poi sono andato nel Crotone e poi di Te li là ricordi tutti? Te li ricordi? Prova a mi ricordo. elencarli, vediamo se te li ricordi, dai. Allora 81-82 le Aquile, poi ho Ah, con le fatto date pure, te li ricordi con le date? Ok, le Aquile. poi l'Atletico Catania e poi l'Atletico Canicattì, poi ho fatto 2 anni in C2 col Canicattì, poi ho fatto Croton una Serie D, l'abbiamo vinta, abbiamo fatto la C2, quell'anno c'è stato il fallimento del Palermo, abbiamo avuto la possibilità di giocare con Palermo, ho avuto la fortuna di segnare, siamo arrivati terzi, poi sono andato nella Gela, poi ho fatto a Cireale per 5 anni, dalla C2 fino a Serie B. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un personaggio importante della mia carriera che è stato Franco Proto e Marcello Pitino, che 7 anni ho fatto la C1 capitano a Catania, è un periodo importante. Poi ho fatto 5 anni a Ragusa e da lì ho fatto 4 anni il professionista e poi ho iniziato questa carriera bellissima di allenatore. Come potete vedere ero molto legato alle squadre, alle società, perché ho fatto 5 anni a Cireale, 7 anni a Catania, 5 anni a Ragusa, lì si dimostra e non è facile essere riconfermati in società perché prima di tutto ci vogliono comportamenti, serietà e su questo io ho costruito la mia carriera. Non ero un grande giocatore, però ero un giocatore serio, professionale, curavo molto la macchina perché ero un giocatore molto fisico e ho voluto con la mia caparbietà, con la mia serietà, mi sono ritagliato, ho giocato con giocatori importantissimi, Totò Nobile, Bombardini, Marino, Ciccio Lerda, tanti giocatori che hanno Cuicchi, hanno giocatori che hanno fatto la Serie A e io sono stato, con la mia serietà ho mantenuto quel livello alto.
infatti parlano tutti molto bene di te e della tua serietà, quindi questo sicuramente fa onore a tutto. Ma Da allenatore ci oggi vuole anche, da allenatore ci vuole anche la capacità e la competenza. sì, sì, sono due cose. Se potessi fare una differenza, quindi tra Piero calciatore e Piero allenatore, queste due figure messe a confronto. E sono due ruoli diversi. Da calciatore tu pensi solamente a prepararti e solo sotto l'aspetto personale devi competere con te stesso, devi prepararti, devi essere pronto a scendere in campo. Da allenatore hai 25 giocatori da gestire sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto psicologico hai un lavoro più completo e c'è più soddisfazione, perché quando vedi una squadra che gioca, che esprime un gioco e trasforma le tue idee in campo, c'è più soddisfazione da allenatore che da calciatore. A un ragazzo che magari molto bravo a giocare, che magari si volesse avvicinare un po' più nel mondo dei professionisti, cosa vorresti consigliare? Cosa vorresti dire da padre? Sì, ma lo dico sempre perché ho avuto la fortuna di allenare squadre importanti e piazze importanti. Ho avuto la fortuna di avere giocatori che poi hanno fatto carriera, ancora adesso giocano in Serie A come Dionisi, adesso il difensore della Spalla che ora è a Torino, Bonifazzi, che sono state tutte e due con me a Rieti, ho avuto Nottari, giocatori che Patacchiola che ha giocato nella Sampdoria. Ho avuto la fortuna però alla base io dico sempre, se uno vuole fare carriera, gli allenatori vogliono gente seria, gente che magari che tecnicamente meno brava, però sai che ci puoi contare dal primo minuto al 90°. Perché poi danno più risultati, forse? Danno più risultati, perché io dico sempre ai miei ragazzi che l'allenatore non vuole punti interrogativi. Un giocatore che magari non sa se la partita c'è, anche se è più bravo, però la continuità di rendimento per un allenatore è essenziale per avere più certezze durante la gara. Certo, mi fai un elenco delle squadre che hai allenato, così per ai nostri telespettatori, così far vedere appunto con chi stiamo parlando effettivamente. Infantino, prego. Ho avuto la fortuna di iniziare in C2 a Ragusa, poi ho fatto Serie D a Ragusa, poi ho fatto Latina, da Latina sono andato ad Antria in Lega Pro, poi ho fatto 3 anni a Rieti, poi ho fatto l'Icata, ho fatto mi stai mettendo in difficoltà l'Icata, poi ho fatto stiamo Messina. Stiamo mettendo alla prova la tua memoria, stiamo mettendo alla prova. No, sto andando piano piano. Li voglio mettere in ordine cronologico. Licata, poi ho fatto Messina, okay. Poi ho fatto Acireale, di Acireale sono andato a Arzachena in Sardegna, ho fatto di nuovo Rieti, ho fatto Leonfortese, ho fatto Messina di nuovo, ho fatto Acireale e quest'anno sono andato in Toscana a Tuttocuoio, che è una società blasonata vicino Empoli, però è provincia di Pisa. Niente, ho avuto la fortuna di misurarmi con piazze che hanno fatto calcio vero. E lì cresci perché ci vuole più competenza, c'è più visibilità, sei più seguito. Negli allenamenti sei sotto osservazione perché vengono 2 o 3 televisioni, vengono i tifosi a vederti e devi essere sempre all'altezza nei comportamenti, nel lavoro, di quello che proponi durante la settimana. Sei sotto osservazione da martedì alla domenica quando finisce la partita.
è abbastanza impegnativo, insomma, anche perché la vita sia da calciatore che da allenatore è un po' diversa dalla norma del ragazzo che può andare in giro, può fare le nottate, si può andare a divertire, quindi sono anche dei nottate. Chi vuole fare questo mestiere, ce ne sono poche nottate, perché è un gioco, è un lavoro. Adesso, se voi sentite i commenti delle partite, si è tolto, è entrato una parola importante quando dicono quel giocatore sta lavorando in una certa maniera, è entrato il lavoro. Non è che ora sta effettuando un cross, no, ora lavora in una certa maniera, perché è entrato ormai c'è molta competenza, c'è molto lavoro, c'è una preparazione fisica estrema. Devi essere un gioco più veloce, un gioco più fisico, se non sei all'altezza, se non ti prepari bene, fai brutte figure. Ma abbiamo sentito prima un pochino dei bambini in sottofondo, quindi sei a casa come naturalmente tutti noi in questo periodo così di quarantena. Com'è quindi stare a casa, hai famiglia numerosa, sei in continua lotta tutto il giorno, immagino, e dico, ti manca il tuo lavoro naturalmente, no? Com'è stare troppo? Guarda, io da calciatore, mia moglie è stata con me, la mia famiglia mi ha seguito fino al 2004. Quando ho smesso, che ho fatto l'allenatore, questo mestiere particolare, sotto osservazione, rischi dopo 2 mesi di essere esonerato, perché è normale, quando non ci sono risultati, è un'azienda che deve camminare, e tu non puoi permetterti di sballottare una famiglia di qua e di là, anche perché i ragazzi devono andare a scuola. C'ho Francesco che ha 11 anni, Federica 14, c'è Maria Chiara che mi ha dato questa gioia di diventare nonno. Lavorano, hanno una famiglia, adesso siamo tutti assieme a casa. Io sono stato molto fortunato perché ho interrotto il rapporto con il Tuttocuoio il 15 dicembre, e nella sfortuna, perché succede di non essere d'accordo con un presidente sotto l'aspetto del mercato, magari non vengono i risultati, e ho interrotto questo rapporto. Però sempre ho sostenuto che ho ringraziato sempre i miei presidenti che mi hanno scelto, perché chi produce, chi ti sceglie è già una grande soddisfazione, chi ti propone lavoro è già da ringraziare. Poi il calcio è fatto di episodi, è fatto di risultati, e io quest'anno ho interrotto il rapporto il 15 dicembre. Immagino essere a Empoli, lontano da casa, da solo, in quarantena. Nella sfortuna sono stato fortunato, perché sto passando con la mia famiglia, dopo 16 anni di girovagare, sto passando 24 ore su 24 con la mia famiglia, con i miei figli, con il mio nipote. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare, questo volevi dire, no? No, quella è un mestiere, un lavoro, è una passione. Quello di cui parlavi prima, appunto, si vede un po' anche il dietro le quinte, che magari uno dice: ah vabbè, ma quello che fa allena, vabbè, quello che fa gioca a calcio. No, c'è un dietro le quinte che insomma è molto impegnativo, ed è molto quindi a volte anche fatto appunto di incomprensioni, a volte bisogna saper mediare, bisogna saper trattare bene con le persone, c'è un mondo dietro nascosto che oggi giustamente in TV non si vede. Sì, soprattutto quando tu subentri, perché io sono subentrato ai primi di ottobre, una squadra che aveva 0 punti dopo 6 partite. Io ho avuto la fortuna di fare 8 partite imbattuto, però poi sul mercato magari abbiamo fatto, la presidentessa aveva un'idea, io ne avevo un'altra, però non siamo in buonissimi rapporti. Era una squadra che si deve salvare, c'erano tante situazioni che abbiamo interrotto il rapporto, però
vorrei concluderti facendoti i complimenti, perché so che appunto spesso ti scelgono appunto perché riesci a far risalire le squadre e riesci a far recuperare, perché riesci bene a fare gruppo, insomma sei un ottimo allenatore, quindi ti faccio davvero i complimenti, ti auguriamo il più grande in bocca al lupo. Io dico sempre, su 16 anni sono subentrato 11 anni, i miei ragazzi dico, è arrivato l'allenatore col cappotto, perché nel senso che in estate è difficile che mi scelgono, poi a ottobre-novembre magari iniziano i primi problemi, allora io sono l'allenatore col cappotto, col giubbotto, perché devo rimediare e sai quando si subentra si imparano tante cose. La cosa più bella che un allenatore può avere è quello che quando subentri ti alleni a conoscere subito le persone, a fare delle letture veloci, devi capire dove sei, con chi sei, che giocatori c'hai. Che hai davanti e iniziare immediatamente. E questo mi è servito perché in 11 anni hai imparato tanti moduli, hai imparato tante situazioni, impari velocemente a conoscere l'ambiente, devi essere intelligente e bravo a saperti muovere in una certa maniera. Sono stato fortunato e mi sento una persona per bene, una persona sensibile, una persona professionale. Io credo che queste caratteristiche mi hanno portato ad avere un buon mercato e essere considerato una persona non brava, non lo so, perché io dico che la bravura è soggettiva, no? Magari gli allenatori, ci sono gente che magari gli piace come propone un gioco, magari altri no, però dico sempre che sulle persone è una cosa oggettiva, se sei serio, anche per le persone che non piacciono le tue idee calcistiche, però soggettivamente ti possono dire che sei scarso come allenatore, non piacciono le idee, ma oggettivamente dicono sempre che sono delle persone serie. Io su questo mio padre mi ha insegnato questo, i miei genitori. Grazie mille Piero Infantino, grazie per essere stato con noi, i più grandi in bocca al lupo. A parte per il lavoro, insomma, perché sei a casa e quindi insomma in bocca al lupo. Siamo tutti a casa, dobbiamo stare a casa fino a quando saremo tutti al sicuro di portare in giro i bambini, in giro i genitori. Facciamo l'ultimo sforzo perché ancora c'è da sudare, ancora c'è da soffrire, ancora sfruttiamo questo tempo per goderci le nostre famiglie. Infatti. Grazie mille nuovamente. Grazie a te. Ciao Piero. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Alla prossima.